precipitato in mare lo scorso martedì dopo una festa con gli amici in Portovecchio. A fuoco gli uffici dell'ICS situati in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Corridoni. 50 migranti richiedenti asilo sono stati evacuati dagli alloggi. 8 motorini sciolti dal calore delle fiamme. Incendio nel rione di San Giacomo. I residenti a Tele4 temevamo esplodessero tutti gli scooter. Prende fuoco il motore di una barca nel porticciolo di Barcola. Intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il natante. E si è concluso il raduno del Triveneto degli Alpini a Bibione, presenti anche le sezioni di Trieste e Gorizia che sono tornate a sfilare in un clima di festa e grandi ricordi. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Sono finite le speranze sono finite, 5 giorni e oltre di ricerche, ma il corpo di Ayoub, il giovane precipitato in mare lo scorso martedì 11 giugno, è stato ritrovato da una motovedetta della Guardia Costiera. È arrivato stamattina prestissimo all'alba l'allerta proprio alla Capitaneria di Porto, che è andata a recuperare il cadavere. Il giovane, ricorderete, era precipitato in mare all'alba di martedì scorso nella zona del Portovecchio tra il Molo Terzo e il Molo Quarto. Il servizio. Trovato dagli operatori della Guardia Costiera questa mattina all'alba all'interno della diga foranea compresa fra i moli terzo e quarto del Portovecchio, il corpo di un uomo, e vista la posizione del ritrovamento, tutto fa pensare si tratti di Ayoub, il 24enne marocchino richiedente asilo precipitato in mare lo scorso martedì. A comunicare la notizia del ritrovamento la Capitaneria di Porto di Trieste. La segnalazione è arrivata tramite la società Canottieri Adria, impegnata in un'attività di addestramento. Sul posto è stata inviata la vedetta della Guardia Costiera CP 811, che ha proceduto al recupero del cadavere e al successivo trasbordo alla banchina prospiciente la sede della Capitaneria di Porto. Ancora devono essere espletati gli opportuni accertamenti per risalire all'identità del cadavere, ma non ci sarebbero dubbi. Ayoub all'alba di martedì 11 giugno si trovava assieme ad altri cittadini stranieri in Portovecchio dopo una serata alcolica. Il 24enne, forse a causa dei fumi dell'alcol, aveva deciso di buttarsi in mare. Gli amici, non vedendolo più riemergere, erano fuggiti. Solamente una ragazza triestina, amica del 24enne, era rimasta sul posto fra il Molo Terzo e il Molo Quarto per chiamare i soccorsi. Appena prima la giovane era stata assistita da una guardia giurata in servizio, Christian Currò, che aveva anche contribuito ad avviare le operazioni di ricerca del disperso assieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco. Nei giorni scorsi Christian ha rilasciato la sua testimonianza di quanto accaduto a Tele4. Ho chiesto se serviva ausilio alla gente, il capomuta in questione, mi hanno detto di sì, mi sono fermato. In quel frangente è arrivata una ragazza urlando e il mio amico è caduto in mare, è morto, aiutatemi, è morto. L'abuso di alcol combinato a un crampo mentre nuotava potrebbero essere le cause dell'incidente che ha portato alla morte di Ayoub. Le ricerche mirate del giovane disperso erano durate 3 giorni, ma senza esito. Poi lo stop del dispositivo di emergenza straordinaria e la ricerca è proseguita nei binari della normale attività delle motovedette fino al ritrovamento di questa mattina. Continuiamo con la pagina della cronaca, davvero lunga quella di oggi. Una serie di incendi ha imperversato a Trieste in diverse zone della città. A fuoco un appartamento dell'ICS, all'origine del rogo probabilmente un cortocircuito, 50 richiedenti asilo ospitati in una struttura della città che sono stati sfollati, sono stati fatti evacuare dai loro alloggi per una questione puramente di sicurezza. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o coinvolto in questo incendio, dove le cause precise sono ancora tutte da accertare, ma appunto sembra che si tratti di un cortocircuito in uno degli uffici dell'appartamento ICS. La ricostruzione del caso nel servizio.
Prima le fiamme, poi tanto fumo e la paura di essere coinvolti nell'incendio. Ad andare a fuoco un ufficio di un appartamento gestito dall'ICS e situato al primo piano di uno stabile di via Corridoni. La struttura ospita 50 migranti richiedenti asilo provenienti da vari paesi. All'origine del rogo probabilmente un cortocircuito. L'episodio è avvenuto circa alle 6:45 di questa mattina. Dopo la chiamata al 112 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con 2 squadre supportate dall'autoscala e il funzionario di guardia. I pompieri hanno fatto evacuare lo stabile, tutti gli ospiti della struttura sono stati fatti uscire dai loro alloggi a scopo precauzionale. Come detto, l'incendio ha interessato una sola stanza, quella dell'ufficio. I pompieri hanno raggiunto il locale e in circa mezz'ora sono riusciti a spegnere il rogo prima che le fiamme si propagassero. Diversi mobili e altre parti in legno che avrebbero potuto fungere da conduttore per un rogo molto più grande. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. L'ambulanza è giunta sul posto, il personale medico era pronto ad assistere le persone a causa dei fumi inalati, ma nessuno è rimasto intossicato. La strada però è stata chiusa al passaggio sia dei veicoli che delle persone a piedi fino a conclusione delle operazioni. Le forze dell'ordine hanno provveduto a sbarrare l'ingresso di via Corridoni e anche i residenti di questa e delle vie limitrofe hanno dovuto attendere per transitare. Dopo la fine delle operazioni di spegnimento e di assistenza ai richiedenti asilo e operatori ICS, i vigili del fuoco hanno proceduto con la bonifica di tutte le parti bruciate dell'appartamento. Le operazioni sono terminate dopo le 11 e tutti gli ospiti della struttura hanno potuto fare ritorno ai loro alloggi. Una serie di incendi, dicevamo, il secondo dopo di questo, a poche ore di distanza, un incendio che ha interessato diversi motorini, 8 motorini in via Gramsci nel rione di San Giacomo, pompieri al lavoro per spegnere le fiamme e strada bloccata dalla polizia locale con qualche disagio al traffico. E abbiamo anche intervistato alcuni testimoni di questi incendi, tra cui il proprietario di uno dei motorini incendiati e anche colui che ha lanciato l'allarme. Vediamo il servizio. Allora ho fermato la gente, ho detto fermatevi tutti perché qua puoi saltare tutto per aria. Allora sono calmati tutti e poi sono andati subito, sono arrivati 10 minuti dopo che i pompieri hanno spento, per fortuna, solo che ha fatto i danni che ha fatto. Tanta paura dopo la prima esplosione, poi le fiamme e il fumo nero e denso hanno avvolto tutto, tanto che l'incendio era ben visibile a grande distanza. 8 motorini parcheggiati in via Gramsci nel rione di San Giacomo sono stati letteralmente sciolti dal calore del fuoco, un incidente al quale hanno assistito i passanti che transitavano per la via in quel momento. Anche lei tra le persone che ha assistito, a parte della scena, cosa è successo? Io ho cominciato, ho chiamato anche i vigili urbani, i vigili del fuoco, ormai. No, giravo in quell'angolo, come venivo in qua, sentivo un odore strano. Allora guardo e vedo che a metà di quei motorini cominciava un po' di fumo e fiammelle. 5 minuti Erano qua. tutto bruciato, un fumo che non si vedeva, paura di intossicamenti anche e poi anche delle esplosioni, perché poi chissà come che questi serbatoi qua di questi scooter può anche esplodere. Lei è coinvolto perché uno dei mezzi è suo? Sì, uno dei mezzi è il mio, stiamo attendendo notizie dai vigili e tra poco arriverà la polizia e in base a quello stabiliranno l'accadimento, perché attualmente c'è qualche testimone che ha visto delle fiamme, ma l'avvenimento precedente non l'ha visto nessuno, almeno non ci sono ancora testimoni. Speriamo che i vigili del fuoco e la polizia municipale in qualche maniera riescano a capire l'accaduto, se è un incidente o... A quanto pare l'innesco sarebbe partito da un motorino appena parcheggiato, motore marmitta ancora caldi, forse con della perdita di carburante. Sta di fatto che qualcosa ha fatto contatto e le fiamme ci hanno messo poco a generarsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prontamente spento l'incendio. Qualche disagio al traffico si è registrato in via Gramsci, la strada è stata interdetta e le auto hanno dovuto fare dietrofront e scegliere altre direzioni.
Una mattinata incredibile, ancora un incendio, questa volta ci spostiamo a Barcola. Innanzitutto vediamo questo video che testimonia l'incendio a un natante di circa 10 metri, lo vedete il fumo che si alza in alto. Dobbiamo ringraziare per questo video i colleghi di Trieste Prima. Alle 12:15 di oggi è stata allertata la Capitaneria di Porto di Trieste per l'incendio dei motori di un'imbarcazione, come dicevo, all'ormeggio presso il porticciolo di Barcola, che vedete invece qui nelle immagini che vi raccontano un po' anche la situazione, il porticciolo dove normalmente le persone appunto hanno la loro imbarcazione, dove tante auto parcheggiano per poi andare a Barcola. Lo vedete nelle immagini del nostro Alessandro Carelli. Poi i pompieri sono riusciti in breve tempo a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza le imbarcazioni, ovviamente anche a garantire la sicurezza di tutte le imbarcazioni presenti dentro il porticciolo stesso. Il rammarico ovviamente dei proprietari della barca per quanto successo. Per fortuna il natante è salvo, un po' di paura, però sostanzialmente insomma un'avaria, il motore che ha avuto problemi, e di qui le fiamme. Gli specialisti nautici hanno riscontrato in pochi minuti il luogo dell'incendio, che aveva interessato appunto il vano motori di un natante che misura circa 10 metri. Subito i vigili del fuoco all'opera, ma gli stessi proprietari delle imbarcazioni hanno contribuito allo spegnimento di queste fiamme con i loro estintori in dotazione. Da un'immagine all'altra passiamo alla prossima. C'è stato un incidente frontale, per fortuna senza gravi conseguenze. Questa volta siamo a Domio, quindi verso Borgo San Sergio a Trieste. Questi pezzi di alcune parti della moto Kawasaki verde che tra coloro che hanno subito l'incidente, graffiata e con dei pezzi lasciati sull'asfalto. Per fortuna sia il motociclista che il conducente dell'automobile coinvolta nel sinistro non sono in gravi condizioni, ma insomma sono stati medicalizzati, ma appunto senza conseguenze gravi. Un incidente frontale, dicevamo, che poteva essere veramente una tragedia, molto peggio di quello che è stato, però fortunatamente nessuno si è fatto male. I danni sono stati invece importanti, la moto distrutta, anche la macchina non in buone condizioni. Sul posto, lo avete visto dalle immagini, la polizia locale di Trieste ovviamente per assistere alla situazione, sovrintendere i lavori anche di liberazione della carreggiata stessa, e quindi poi per fortuna il bilancio non è troppo negativo, tutto è andato per il meglio. Un altro infortunio, una rovinosa caduta con la bici in via Marchesetta, a pochi passi dall'ospedale di Cattinara. È successo a un uomo di mezza età intorno alle 12 di oggi, domenica 16 giugno. Il ciclista stava pedalando e poco prima della rotonda è caduto all'improvviso. Si sospetta un trauma cranico, l'uomo comunque indossava il casco, e una frattura alla clavicola. Stando ad alcune testimonianze, l'uomo avrebbe dichiarato di essersi sentito male durante la corsa, quindi forse un malore, e di aver percorso diverse decine di chilometri prima della caduta. È stato soccorso dal 118 ed è stato portato cosciente al vicinissimo ospedale di Cattinara. Finita la pagina della cronaca nera, apriamo invece la pagina degli alpini, perché si è concluso oggi il raduno del Triveneto, che ha visto in prima linea non solo gli alpini ma anche le reti Media Nord-Est, ovviamente in diretta a documentare tutto quanto. Eravamo in diretta ieri dalle 20:30 alle 23:30 e stamattina dalle 7:30 alle 19:30. Vediamo la sintesi sostanzialmente di questa grande giornata del raduno del Triveneto raccolta dalla redazione di Treviso. Vediamo. Davanti a voi, signore e signori, la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Treviso, Vittorio Veneto sfilano al raduno Triveneto degli alpini di Bibione dalle Alpi a quota zero. Conegliano, che raccoglie la stecca da San Michele al Tagliamento, arriva per ultima dopo Venezia e si prepara ad accogliere le penne nere di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia il 13, 14 e 15 giugno 2025. A Bibione in 30.000 per l'ultima delle 3 giornate, culminate nella serata di cori e fanfare e nello sfilamento di una domenica mattina finalmente estiva. A voi la sezione de Conegliano. Anin Devan.
Avanti Conegliano! Dalla Dunata Nazionale e dalle montagne simbolo di Vicenza alle spiagge del litorale veneziano, la grande festa delle penne nere si rinnova e le reti Media Nord-Est la trasmettono in diretta dalle prime ore del mattino, quando Bibbione ancora dorme. Poi l'ammassamento fino alla partenza del lungo partecipato corteo. Sfilano le autorità, regione, provincia, città metropolitana, comune di San Michele. Avanza il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, al fianco del quale marcia fiero il presidente nazionale Sebastiano Favero con il consiglio direttivo. Bibbione abbraccia gli alpini e lascia a Conegliano il testimone. Un'occasione per ritrovare negli alpini la giusta ispirazione per diventare uomini e donne migliori. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia. A nome della sezione di Venezia, sono lieto e onorato di consegnare alla sezione di Conegliano questo testimone di impegno, la stecca. Siamo onorati di questa occasione. Il prossimo anno la sezione festeggia il centenario di Costituzione. Quale modo migliore per ospitare il raduno del nostro terzo raggruppamento? Evviva gli alpini e viva la sezione di Conegliano! La soddisfazione è tanta veramente, perché abbiamo visto anche oggi cosa vuol dire un raduno triveneto degli alpini. Tanta gioia, tanta allegria, ma anche tanti valori. Ha detto giustamente il presidente Favero, questa è una sfilata di pace. Gli alpini sono l'incarnazione della pace, hanno fatto nel mondo e stanno facendo nel mondo tantissime opere di volontariato, aiutano i comuni tutto il giorno e noi siamo fieri ed orgogliosi che il 2025 veda la Dunata Triveneta a Conegliano, città degli alpini. Ovviamente hanno anche sfilato le penne nere di Trieste e di Gorizia, oltre che tutte quelle del Friuli Venezia Giulia, da Gemona a Pordenone a Udine, insomma tutti hanno sfilato, tutti gli alpini del Friuli Venezia Giulia, orgogliosi di rappresentare l'amatissimo corpo che è protagonista anche in tante operazioni di soccorso. Hanno sfilato gli alpini di Trieste e di Gorizia, dicevamo, in un clima di solennità, sì, per l'importanza ovviamente del raduno del Triveneto, per ricordare quei valori che accompagnano il corpo degli alpini in ogni loro manifestazione e in ogni loro azione, sempre al fianco anche della protezione civile italiana, per dare una mano, dare un aiuto, dare un conforto alle persone che ne hanno bisogno. Però anche tanta allegria e tanta gioia per una giornata, per dei giorni vissuti assieme in questo raduno del Triveneto che, ricordo, Tele4, TV12 e tutte le reti Media Nord-Est hanno documentato dalle 20:30 alle 23:30 ieri sera e stamattina dalle 7:30 alle 13:30. Torniamo a Trieste perché oggi si è festeggiata la festa del sacrificio al campo del San Luigi Calcio, quasi 2000 persone, una festa organizzata dalla comunità musulmana di Trieste, ma aperta a tutti, aperta in realtà a tutte le religioni monoteiste, la festa del sacrificio che ricorda il sacrificio di Abramo. Abbiamo intervistato il presidente e vi mostriamo anche delle foto, dei momenti di questa festa al campo del San Luigi Calcio. Vediamo. Oggi si è celebrata la festa del sacrificio, la ricorrenza più importante, la ricorrenza che appartiene alle religioni monoteiste per ricordare il sacrificio che fece, che era pronto a fare Abramo. Eravate in tanti anche oggi. Sì, eravamo in tanti, si stima attorno a 1.500-2.000 persone. Nonostante una giornata di sole, tanti, come dire, si sono sacrificati e sono radunati, diciamo, per festeggiare, per condividere. È una festa dove non si deve lasciare nessuno dietro, no? Dove si deve pensare al prossimo, alle persone disagiate, ai poveri, a quelli martoriati da guerre, bombardamenti. Così, diciamo, in questo giorno sì, si festeggia, ma anche attenzione a chi sta soffrendo.
Sappiamo il mondo in che direzione sta andando, guerre ovunque, e quella a Gaza con i bombardamenti incessanti sono sempre nei vostri pensieri. Tra l'altro abbiamo anche ospitato in Italia delle famiglie che venivano proprio da Gaza per essere curate. È vero, purtroppo è una guerra, diciamo, che va avanti, è una tragedia per tutti, per tutta l'umanità. È ora che davvero si sforzi, tutti devono mettere la loro per far sì che cessi questa guerra e che si avvii un processo di pace e giustizia per due stati, due popoli, perché i tempi sono veramente maturi, insomma, no? Non si può continuare in questa direzione qua, e qua devono sforzarsi i governi, non solo la gente comune. Un bel messaggio che voglio lanciare tornando alla festa di oggi è che voi cercate sempre di coinvolgere anche la popolazione di Trieste. Noi ci sentiamo a tutti gli effetti cittadini di questa città. La nostra sede in via Maiolica è aperta a tutta la cittadinanza a partecipare. L'invito di oggi era aperto a tutti i cittadini triestini e c'erano diversi che sono venuti a condividere questa festa con noi. Bene, concluso il telegiornale con quest'ultimo servizio, diamo anche un rapido sguardo alla situazione meteo per i prossimi giorni. Come inizia la settimana? Lunedì 17 giugno, su pianura costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità nel pomeriggio, sulle prealpi in Carnia dove sarà possibile qualche locale rovescio, temporale, venti a regime di brezza, temperature massime che sono in aumento, le minime toccheranno i 19 gradi, le massime i 26. Il tempo anche per dopodomani, martedì 18 giugno, su pianure costa cielo sereno, sui monti nuvoloso per la formazione di locale nuvolosità, venti a regime di brezza, temperature sempre in aumento, le minime toccheranno i 20 gradi, le massime i 27. La tendenza sarà così anche per mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con le temperature massime che soffieranno, che sfioreranno i 28 gradi, 29 anche, mentre le minime arriveranno fino a 24 gradi. Di fatto arriva l'estate. È tutto dal notiziario di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito, buona serata.